Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La polizia di Siderno e la squadra mobile hanno arrestato ieri sera nella Locride il latitante Arun Kumar, 25enne nato in India e irreperibile da circa un mese nell'ambito dell'Operazione Leone, accusato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'India e dal Pakistan. L'operazione aveva evidenziato l'interesse dell''ndrangheta anche in questo settore, con cospicui guadagni per circa 6 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Peroleto Antico, nell'Ametino, uno stabilimento industriale per la produzione di acqua minerale, denunciando il titolare ed altre 3 persone per una presunta truffa all'Unione Europea. Il titolare avrebbe ricevuto un finanziamento di 9 milioni di euro in base alla legge 488, cui non avrebbe avuto diritto, intascandone una parte. 115 infermieri in servizio presso l'ASP di Catanzaro sono finiti nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica del capoluogo. L'accusa è quella di esercizio abusivo della professione. Nei mesi scorsi è stata la Guardia di Finanza a sequestrare la documentazione utile alle indagini, per le quali gli inquirenti hanno chiesto una proroga di 6 mesi. 8 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione per il recupero ambientale del sito dell'antica Croton e per la caratterizzazione dei 24 siti inquinati sequestrati a Crotone dall'autorità giudiziaria per la presenza di Cubilot. È quanto ha comunicato il governatore Loiero nel corso di un'apposita conferenza stampa tenuta ieri insieme a Giuseppe Graziano. Altre aree interessate alla bonifica con 4 milioni di euro, quelle di Cassano, Cerchiara e Francavilla nel Cosentino. Hanno ammesso le loro colpe 7 degli arrestati dell'inchiesta di Cosenza con cui la Polizia Stradale e la Procura hanno scoperto un presunto e imponente giro di falsi incidenti e risarcimenti dei danni fittizi. Il GIP Francesco Branda ha concesso a De Cicco, Roperto, Musacchio, De Maddis e Mandolito i domiciliari al posto della custodia cautelare in carcere e a Bartoletti e Filardi l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Anche a Reggio il 1° marzo è stata la giornata degli stranieri, dell'accoglienza e della tolleranza. Numerosi cittadini ed organizzazioni stranieri e reggini ieri hanno sfilato in corteo per le vie del centro esibendo striscioni contro il razzismo. La maggior parte di loro chiede che finisca la politica dei 2 pesi e delle 2 misure nelle leggi e nell'agire delle persone. Un protocollo contro l''ndrangheta e un accordo per aiutare le imprese a contrastare il racket ed il fenomeno dell'usura è stato firmato dalla Camera di Commercio di Crotone assieme a quelle di Reggio Emilia, Caltanissetta e Modena in occasione della marcia nazionale contro le mafie, svoltasi ieri a Reggio Emilia, prima della manifestazione nazionale da sud a nord, un'alleanza per la democrazia. La nostra redazione ha incontrato ieri Enrico, 39enne diversamente abile, che abita a Cosenza. Con lui abbiamo fatto una passeggiata per il centro e per un giorno abbiamo vissuto attraverso di lui la difficoltà di vivere in una città che non ha rispetto per le persone costrette sulla sedia a rotelle. Al futuro governatore della Calabria chiede un sussidio per aiutare i disabili che vogliono vivere in casa ed essere indipendenti. La Galleria Tecne Contemporary Art di Reggio Calabria espone fino al 14 marzo Basobas di Birna Shrestha, a cura di Angela Pellicanò. La mostra fotografica propone attraverso 27 scatti uno spaccato antropologico e sociale di un Nepal sconosciuto visto dall'obiettivo di un Nepali, un uomo del posto. Questa è la sua prima mostra in Europa.